Allora, siamo sempre collegati con il direttore di Veneto Lavoro, Tiziano Barone. Direttore, ci sono stati degli ambiti che sono stati graziati, quindi hanno tenuto aperto, quindi come il settore per esempio dell'alimentare, ma l'agricoltura ha continuato a lavorare, anzi l'agricoltura in modo particolare lamentava la mancanza di manodopera e c'è stato un momento di grande sofferenza perché col fatto che non si potevano attivare questi voucher, insomma erano un po' in grosse difficoltà. Avete segnali nel settore dell'agricoltura o l'agroalimentare di tenuta del sistema, di recupero? Perché almeno dice almeno questi ambiti qui che diano segnali positivi se non vanno a contemperare quello che non va. Lei chiede e io rispondo subito. Ma lei ha Come tutto, vede, lei ha tutto. Immediatamente. Allora, l'agricoltura ha avuto rispetto al 2019 una crescita importante di più di 1000 contratti di lavoro, quindi si è passati da un saldo, diciamo, vediamo il dato complessivo, in termini di assunzioni, si è passati da 12.000 nel 2019 nel medesimo periodo a 11.000. Complessivamente vediamo 12.000 più 4.000 e quindi alla fine siamo circa 16.000 complessivamente, che sono un po' più o meno gli stessi del 2020. Quindi di fatto l'agricoltura ha mantenuto la stessa quota di lavoratori a tempo con assunzioni registrate appunto a tempo determinato. Quindi per quanto riguarda i dati del mercato del lavoro, l'agricoltura ha tenuto e quindi non ha perso. Questo è importante, cosa che invece è accaduta in termini di caduta nell'ambito dei servizi. Chi non ha perso poi sono l'industria agroalimentare, i servizi alla persona, anche i servizi alla tutta persona. la parte dei servizi di pulizia, sì. Anche la logistica ha mantenuto. La sanità ha mantenuto. Anzi, la sanità è aumentata o sembrerebbe o no? Sì. Certo. Ha dovuto un incremento rilevante. E per quanto riguarda invece, voi non avete ovviamente i dati del sommerso, ma secondo lei come impressione ormai lei... sommerso ancora no, è impossibile infatti, no, lo so, immagino. Ma secondo lei, così ragionando, poi visto che lei è dentro al mercato del lavoro da tantissimo tempo e analizza, può essere che in quest'ambito molto sia finito anche in questo settore oppure no, è proprio bloccato tutto è rimasto impantanato e anche quel settore. Guardi, io non credo che ci sia un grande peso del sommerso in questa fase, perché con l'operazione del lockdown e la ripartenza e con l'utilizzo del digitale e quindi degli strumenti del digitale in modo massiccio, sia per quanto riguarda gli acquisti e quindi con i consumi, il fenomeno del sommerso infatti si è ridotto. Recentemente ho visto alcune stime su questo tema, per cui io credo che anche il governo abbia interesse in tutte le misure di poter attaccare il più possibile i famosi 120 miliardi di economia nera, grigia e quindi del sommerso, e quindi c'è un interesse che utilizzando il digitale si vada a ridurre, a ricomporre questo. Il reddito di cittadinanza ha in qualche modo aiutato o ha impigrito certe posizioni? Lei ha parlato anche di numero di inattivi, oppure è stato un parliamo sempre nel Veneto, perché dopo nelle altre realtà sappiamo che è anche diverso. Guardi, noi avevamo circa, come dicevo prima, 130.000 disoccupati, supponiamo che siamo a 140.000. Il reddito di cittadinanza in termini di volumi cuba circa 20.000 persone, quindi stiamo parlando di un sottoinsieme dei nostri disoccupati. Quando andava bene, cioè fino al 2019, il 60% di chi entrava in disoccupazione a gennaio, a fine dicembre, aveva già ripreso a lavorare. Quindi noi avevamo un meccanismo di economia da una parte e di politiche attive dall'altra che funzionava. Tenga conto che quando andava bene
il 50% dei nostri disoccupati, quindi 70.000 persone, accedevano a una politica attiva, un tirocinio, una formazione, un accompagnamento al lavoro, e quindi mixando le politiche attive con un mercato che funziona, un'economia funzionante, noi alla fine avevamo, come i dati ce lo dimostravano, una diminuzione della disoccupazione. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, nell'arco dell'emergenza Covid si è sospesa la cosiddetta condizionalità, e cioè i lavoratori che sono in reddito di cittadinanza possono anche rifiutarsi di partecipare o a una offerta di lavoro oppure a una politica attiva. Questo in genere non è accaduto, nel senso che non è accaduto che non abbiano partecipato alle politiche attive. Però stiamo parlando di un sottoinsieme, 20.000 persone, che è un sottoinsieme, diciamo, importante ma non determinante per quanto riguarda la gestione dei disoccupati nella nostra regione. Assolutamente. Ecco, lei mi sta parlando di politiche attive, e quindi vabbè, sono dati, sono numeri eccetera. Cosa vuol dire sostanzialmente? Se le politiche attive ti portano realmente a un lavoro, un'occupazione, o sono una fase intermezzo che poi in molti casi, numeri proprio alla mano, quindi stiamo parlando di numeri, non risolvono le questioni, prima della situazione attuale ovviamente, perché vediamo poi se questo è replicabile adesso oppure no. Allora, le politiche attive nella nostra regione funzionano e sono definite con misure che intervengono su 3 attività: il tirocinio, la formazione e l'accompagnamento al lavoro. Faccio un esempio del tirocinio. Il tirocinio è una misura di politica attiva che a volte è finanziata dal Fondo Sociale, a volte è sostenuta dall'impresa tramite l'indennità e viene gestita in parte dai centri per l'impiego, in parte dagli enti accreditati. Mediamente il 55% di chi termina un tirocinio termina con un posto di lavoro e quindi con una conferma, con un contratto di lavoro, 55-60%. 60%. La formazione normalmente porta anche questa una stabilizzazione in termini di contratto di lavoro che è all'intorno del 60-70%. La iniziativa legata alla ricollocazione, quindi gli interventi che servono per accompagnare la persona che fa fatica a trovare le occasioni di lavoro e quindi viene accompagnato nel percorso della ricerca dell'offerta di lavoro e quindi è sostenuto attraverso anche un mix formativo per poter occupare il posto di lavoro, in genere porta a un risultato che supera il 50%. Questo vuol dire che, come dicevo, almeno il 50% di chi partecipa a una politica attiva nella nostra regione trova un'occasione di lavoro. Un'occasione di lavoro, attenzione, duratura, cioè che supera i 6 mesi di tempo e quindi che consente poi, una volta fatti i 6 mesi, di avere maggiori probabilità di permanere nel tempo. Ecco, è evidente che nei flussi dei disoccupati e della partecipazione alle politiche attive ci sono quelli che non ce la fanno e questi sono poi oggetto di ulteriori interventi, sempre di iniziative specifiche che vadano a portare a creare quello che si chiama l'occupabilità e quindi l'attivazione al lavoro. Ecco, tenga conto che noi, quando le cose andavano bene, come sistema dei centri per l'impiego, mettevamo a disposizione più di 1.000-1.500 posti di lavoro ogni mese, quindi offerte di lavoro presenti. Oggi siamo a 400 offerte di lavoro. Quindi ci però, sono, per esempio, anche noi facciamo la nostra parte. Per esempio, ci sono 2 esempi interessanti. Noi stiamo lavorando in questo momento su Verona con Zalando, in cui abbiamo inserito nella società che opera sulla logistica più di 500 persone legate ai nostri disoccupati, e stiamo operando allo stesso modo con
Amazon su Rovigo stiamo avviando il progetto proprio di aiuto a trovare le persone che entreranno poi all'interno dei sistemi diciamo, di selezione e di assunzione che Amazon ha deciso. Perfetto, allora aspetti che devo fare alcune domandine su queste cose qua. Abbiamo la pubblicità che incombe, quindi pubblicità di nuovo, poi ritorniamo insieme. Tra poco.